Presidente Serracchiani, questo convegno che era dedicato all'innovazione ma alle nuove tecnologie col mondo del lavoro in Regione, lei ha ribadito il ruolo centrale del manifatturiero e della siderurgia in particolare. Il nostro paese, ma direi anche questa regione, non può rinunciare alla manifattura. Manifattura significa anche grande impresa, impresa pesante, penso alla cantieristica navale, alla siderurgia. Ovviamente ne abbiamo parlato declinandola in modo diverso e direi anche nuovo, cioè una grande impresa che tiene conto dell'impatto ambientale, che tiene conto della salute dei lavoratori, che tiene conto evidentemente anche dell'innovazione tecnologica che può essere utile, come è stato detto, a lavorare meglio e a lavorare in condizioni sicuramente ambientali migliori di quanto non si sia fatto in passato. Certamente la strada è ancora molto lunga, ma siamo nella direzione giusta. Presidente, poi è emerso anche il lavoro fatto in questi anni dalle regioni, in particolare sul tema della competitività e delle infrastrutture. Noi pensiamo che per poter contare dobbiamo essere competitivi ed attrattivi. Per essere competitivi abbiamo fatto un importante investimento sulle infrastrutture, la terza corsia, il polo intermodale dell'aeroporto, tutto il lavoro fatto sulla viabilità ordinaria e dall'altra parte per essere attrattivi dobbiamo avere degli strumenti che abbiamo soltanto noi e quindi bene il decreto attuativo sul porto franco internazionale del porto di Trieste, bene gli investimenti che abbiamo fatto nei poli tecnologici e bene anche il lavoro che abbiamo fatto con l'area di ricerca, con le università e con tutti questi istituti scientifici per far sì che l'innovazione tecnologica entri all'interno delle imprese. Infine, stimolata sul tema degli ultimi, lei ha ribadito la differenza fra quella che è l'assistenzialismo e invece il concreto fatto dalla Regione. Sì, aiutare gli ultimi significa creare le condizioni perché tutti, ma proprio tutti, siano uguali ai blocchi di partenza e magari chi ci arriva con maggiore difficoltà a quei blocchi deve essere aiutato assolutamente di più e fino in fondo. Dopodiché però ovviamente tutti nelle stesse condizioni di partenza, poi dobbiamo essere una regione ma anche un paese che inizia ad investire sul merito, che inizia a investire sulle capacità, sulle professionalità, che dà tutti gli strumenti perché queste professionalità si formino ed è quindi importante ad esempio il segnale che abbiamo dato alla scuola, all'alta formazione, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per investire nel nostro capitale umano.